Siamo di nuovo in partenza in direzione Tramonti. alle Pozze Smeraldine. Ci faremo una bella passeggiata, poi vediamo, speriamo sia bella veramente, perché qua in questa zona si è sempre parlato bene di queste pozze. Per fortuna abbiamo preso il gatto che era scappato fuori. Ci vediamo dopo. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Siamo partiti, oggi ci faremo una bella passeggiata sulle montagne del Friuli. Le temperature sono abbastanza alte, ci sono 21 gradi oggi, difatti ho messo su il giubbino estivo, quello traforato, speriamo non ci sia il gelo, ma teoricamente oggi hanno messo una bella giornata. Siamo arrivati a Meduno e inizia anche la Val Tramontina, tra qualche metro diciamo, dai. E per chi non si ricorda, questa qua è la strada per salire sul Passo Rest. Questa qua è la diga sul lago di Redona e l'acqua è alta, sì, c'è tanta acqua. Oh bello, guardate quanta acqua c'è. Sì, finalmente proprio. Si erano cresciuti gli alberi qua. 2 o 3 anni che era in secca. Ma guardate che roba spettacolare che è sto lago. E siamo a Tramonti di sopra. Che bella chiesa. Siamo arrivati dal sentiero delle pozze, abbiamo abbandonato la Peppa e adesso andiamo in su. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Che spettacolo! Ragazzi, veramente un bel posto. E che figata! Guardate che cascatina, quando ci sarà un po' più caldo verremo a fare il bagnetto qua. Che spettacolo! Fai non spingermi giù in acqua che mi bagno tutto. Ma all'incuore scendiamo perché sennò diventa un po' lunghina tornare dalla Peppa. Non ho idea di cosa significhi la tana del Bolp, ma e questa è la Surgent dalla Sburlina. Spero di averla detto con l'accento giusto. Qui discendiamo per questo girettino breve e andiamo
in cerca di una panchina per mangiarsi qualcosa qua in mezzo alla natura. Speriamo non ci sia troppa natura, perché mangiare insieme agli orsi è meglio evitare. Non so se siamo abusivi, ma abbiamo trovato questo posto per fermarci a mangiare. Se ci mandano via, a me non importa, ma intanto ci sediamo. Il riposo del guerriero ormai. E non ha ancora mangiato? È tutto addominale questo. Oh, buon appetito, Buon signori. appetito. Buon appetito. Ah, ok. Qui siamo a Navarons, un paesino che come appare scompare.